Villa Piovene da Schi, oggi protagonista Viaggiando e Viaggiando. Ci troviamo a Castelgomberto, naturalmente provincia di Vicenza. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, anche oggi alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Vi aspetto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Castelgomberto, Villa Piovene da Schi, oggi protagonista, l'abbiamo detto anche prima della sigla. Siamo naturalmente in provincia di Vicenza. Qui a fianco a me ho il piacere di incontrare Giovanni da Schio, custode, ci tiene a dire custode, ma anche il proprietario di questa villa che andremo a scoprire quest'oggi assieme. Vogliamo fare un po' una presentazione, un'introduzione a questo gioiello dell'Alto Vicentino? Sì, grazie mille. Allora, questo complesso nasce nel 600. Due fratelli Piovene decisero di fare qui la loro dimora e hanno costruito le loro rispettive case nei due angoli che noi vediamo alle nostre spalle adesso. Più tardi, qualche decina d'anni più tardi, decisero di costruire una villa un po' più importante e diedero l'incarico a Pizzocchero di fare una villa di rappresentanza, che è quella che è adesso di fronte a noi e che quindi unì le due case di prima. Come tutte queste ville avevano uno scopo di abitativo e di rappresentanza, ma ancor più di gestione delle campagne che si trovavano qui intorno. Quindi siamo a metà del 600, venne costruita il corpo centrale della villa, a cui seguì il portico dove adesso noi ci troviamo, con le 3 file di colonne, e alle spalle di questo c'era la barchessa propriamente detta, ovvero sia tutta la parte agricola con la stalla e tutto quanto era necessario per la gestione agricola del tutto. La cosa molto importante, infatti, quando si entra in questa villa è questo cortile, mi permetta questo termine, non so se è corretto, ed è veramente molto bello perché è un cortile arricchito da questo porticato che dà veramente molta importanza già all'ingresso della villa. In realtà non ci sono delle prove provate, come si suol dire, però la storia narra che durante la costruzione di questa villa Pizzocchero morì e il progetto fu preso in mano da uno dei suoi allievi chiamato Corato, che aveva un'educazione in seminario e quindi nel suo background c'era tutta una vita, diciamo così, più che aveva a che fare col clero, col monastero, e quindi il fatto di avere questo cortile che in qualche modo rammenta un chiostro è una delle ragioni che si ritiene essere del perché questo progetto è stato fatto in questa maniera. Quindi noi andremo a vedere, naturalmente parleremo di questo giardino, di questa cortile, come abbiamo detto, poi andremo a visitare naturalmente la palazzina, quella di rappresentanza, quindi che attualmente viene utilizzata anche per eventi, per matrimoni e quant'altro, e poi cosa particolare di questa villa è un giardino molto molto importante. Sì, ha detto perfettamente, il corpo centrale della villa che è di fronte a me in questo momento alle vostre spalle, e il giardino che è, oserei dire, un po' un tutt'uno, perché la casa la si vive con giardino e con l'interno nello stesso tempo. Vedremo molti punti di comunicazione tra l'interno e l'esterno, cosa che ne fa godere in maniera diciamo così un po' privilegiata questo complesso. L'abbiamo detto, la parte più importante realizzata è quest'ala
della villa dove è stato creato il salone di rappresentanza, l'abbiamo detto, il salone nobile. Esattamente, questo è il corpo, la cosiddetta villa vera e propria, cioè il corpo principale, la casa. Come quasi tutte le ville venete hanno un baricentro che è il salone centrale che serve sia da diciamo così, collegamento tra l'interno e l'esterno e sia tra collegamento di tutte le sale che sono da una parte e dall'altra della casa. Questo salone è stato restaurato di recente, 3 anni fa, dove sono stati rifatti pavimenti, stucchi, tinte e quant'altro, per cui oggi è nello stato in cui si vede assolutamente rimodernato. Sì, è molto bello, tra l'altro quando si entra, e credo è una peculiarità della maggior parte delle saloni dei piani nobili, cioè, è bello proprio questo rapporto fra l'interno e l'esterno, in questi saloni veramente dove anche la luce e il panorama gioca sempre un ruolo fondamentale. Assolutamente la luce deve essere un protagonista e qui lo è perché la casa è esposta da est a ovest, per cui si prende il sole dalla mattina fino al tramonto. Molte sono, come vedremo dopo, i punti di contatto tra l'interno e l'esterno, per cui si può godere il giardino come parte integrante della casa stessa. Infatti la cosa è molto bella perché se ci si gira alle nostre spalle o si guarda di fronte, sembra che la corte che è alle nostre spalle e il giardino diventano proprio uno scenario diretto all'interno del salone, che questa è una cosa che è molto bella e colpisce molto quando si entra in questa sala. Ha detto benissimo. Infatti ci sono poi dei giochi di prospettiva che magari vedremo dopo, che collegano anche le linee direttive dal punto di vista architettonico proprio di questi interni e di questi esterni. Alle mie spalle dovrebbero vedersi 2 archi che collegano l'asse di questa sala che poi collega il fondo del giardino, quindi tutto ha un senso sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista architettonico. Per quanto riguarda questo salone, è una cosa molto particolare, molto belli gli stucchi, però vedo uno stile molto, molto semplice, mi spiego meglio. Molto spesso questi saloni sono pieni di affreschi, qui invece si è puntato molto a un pavimento alla veneziana che gioca un ruolo da protagonista, un soffitto molto bello fatto con i travi a vista, però la semplicità delle pareti. Sì, in questa casa non ci sono mai stati affreschi, per contro c'erano delle tele importanti che adesso non ci sono più. Il pavimento, che è un pavimento classico cosiddetto alla veneziana, è un restauro profondo fatto dalla famiglia Piovene ancora nel 1850, quando i pavimenti erano costituiti prevalentemente da cotto e poi sono stati trasformati con il classico sistema del terrazzo alla veneziana, che è tutt'oggi in essere, diciamo così. Sì, è che è una cosa che colpisce quando si entra, perché penso che sia uno degli elementi predominanti all'interno di questo salone, questo tipo di pavimentazione. Ma è proprio per questo che abbiamo studiato l'arredamento, che come lei diceva giustamente è un arredamento semplice, però nello stesso tempo è fresco, è leggero, non è lasciatemi dire il termine pesantone come in tante altre bellissime ville, ma qui abbiamo voluto, anche perché è come dicevo prima, un punto di collegamento tra vari punti della casa e del giardino, e abbiamo voluto lasciare un'impronta di freschezza e di leggerezza anziché il contrario. Anche i colori sono stati scelti in maniera da dare un'idea di fresco e di leggero. Siamo usciti per ammirare i vari giardini che offre questa villa. Ci troviamo in questo momento quello che è chiamato il Giardino all'Italiana. Esattamente, qui siamo davanti alla facciata vera e propria della villa, dove, come molto spesso succede sia nelle ville venete che in altre ville in Italia, che in altre ville anche in altre residenze importanti in Europa, la parte cosiddetta del giardino all'italiana, ovvero sia delle siepi che compongono delle figure geometriche che sono antistanti alcune parti della villa. Nel nostro caso sono antistanti la facciata.
La villa nasce già nel Settecento con il Giardino all'Italiana, che è stato poi ripreso e restaurato da mio nonno con dei grossi lavori di restauro avvenuti a metà degli anni '20 circa, dove venne praticamente reimpiantato il giardino più o meno come era prima. Quindi quello che noi vediamo oggi è un qualcosa che è già nato concettualmente alla fine del Seicento. Vogliamo dare altre caratteristiche di questo giardino all'italiana? Sì, il giardino all'italiana, come dicevo prima, era una parte di giardino caratterizzata da figure geometriche formate in questo caso da siepi di bosso. Ne troviamo molto spesso ovviamente sia nelle ville venete che in altre ville in Italia, così come in dimore importanti all'estero, specialmente nel nord Europa. Sono porzioni di giardino che privilegiano più la decorazione che altro. Ciò detto, erano comunque oggetto di passeggiate o al sole o sotto le piante, dove vedremo dopo, sia nei viali che compongono un'altra componente prospettico-architettonica del giardino, o nella parte del giardino cosiddetto romantico, dove lì è privilegiata proprio la vegetazione fino a se stessa. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto fra pochissimi istanti per continuare il nostro viaggio. Sempre da Castelgomberto, in provincia di Vicenza, oggi siamo alla scoperta di Villa Piovene da Schio. Sono qui con Giovanni da Schio. L'ho già detto all'inizio, ci tiene a definirsi il custode, ma anche naturalmente proprietario di questo gioiello. In questo momento siamo in quello che è considerato il giardino all'italiana. Poc'anzi abbiamo parlato diffusamente, però naturalmente quando si è qui all'esterno non si può non notare queste bellissime statue che sono presenti in molti angoli di questa villa. Sì, come molte altre ville è fornita decorata da statue. Le statue vengono dalla famosa officina del Marinali. Il Marinali era un artista dell'epoca che produsse svariate statue. Le troviamo antistanti la facciata e le troveremo anche in alcuni punti peculiari del giardino, come per esempio all'inizio dei viali e alla fine degli stessi. Rappresentano per lo più figure mitologiche. Vedremo fra un attimo anche la peschiera, che altro non è che una vasca, oggi più piscina. Sarebbe bello che fosse una piscina, ma in realtà era una vasca solo a scopo decorativo, al cui contorno troveremo anche numerose altre statue. E tra l'altro mi diceva che durante il periodo di occupazione, che questa come altre ville furono occupate dai tedeschi, dagli inglesi, invece aveva avuto proprio un utilizzo proprio come piscina. Assolutamente sì, lei ha detto bene, come molte case grandi erano logisticamente interessanti alle truppe, quindi sono state parliamo ovviamente della seconda guerra mondiale, dapprima dagli alleati e poi dai tedeschi, questa casa è stata occupata come comando di zona. Allora si narra che la piscina, la peschiera venne restaurata e adibita a piscina per gli ufficiali tedeschi, che hanno goduto del periodo, nonostante fosse un periodo non proprio fasto, di uno svago non male, oserei dire. Un'altra peculiarità che mi raccontava mentre andava in onda la pubblicità, che questo non è proprio il luogo originario dove era stata pensata la villa, ma
per esigenze particolari che adesso magari raccontiamo, erano iniziati i lavori in un altro luogo e poi è stato smontato tutto e portato qui. Assolutamente sì, allora la villa nacque non lontano da qua, al confine lungo l'attuale statale che collega Montecchio a Valdagno. Durante i primissimi lavori di costruzione di questa villa, l'Agno, che è il fiume che caratterizza questa valle, straripò e allagò il cantiere. Quindi si dissero che non era proprio il luogo ideale per costruire la villa. Quindi il tutto venne smontato per quello che era possibile smontare e rimontato in questo posto dove adesso noi ci troviamo. Vedremo che siamo ai piedi di una collina qua dietro che non è solitamente un punto molto consono, ma il dislivello è di qualche decina di metri superiore al luogo originario e quindi salvaguardava questo posto da eventuali altre alluvioni. Nel posto originario, nella casa che è rimasta, c'è una lapide che ricorda proprio questo fatto, che cita proprio necessità maestra, che è stato proprio il perché di questo spostamento. Le linee geometriche del giardino all'italiana, possiamo dire che ci siamo trasferiti nella parte più selvaggia invece di quello che è sempre definito il giardino romantico della villa. Sì, qui la geometria è lasciata un po' da parte e sono privilegiate queste macchie di verde con degli alberi ad alto fusto che danno un'idea di un giardino un po' più selvaggio, tra virgolette, con delle piante anche un po' più importanti, come per esempio il cedro dell'Atlante o del Libano, che è un cugino, diciamo così, alla nostra destra. Alle spalle mie invece c'è una casetta che era un rifugio di attrezzi agricoli nel tempo, che oggi invece è adibita a appartamenti per turisti che vengono in zona su base settimanale, in cui loro si gestiscono il soggiorno e possono visitare questa parte di Veneto che è un po' meno conosciuta dalle solite Venezie e dalle solite Verone che tutto il mondo conosce, ma tutto quello che c'è in mezzo è un po' meno, purtroppo per noi, un po' meno conosciuto, ma che mano a mano stiamo vedendo è sempre più frequentata. Questa è un'iniziativa che tra l'altro io specialmente negli ultimi 2 anni vedo sempre più presente in più dimore e in ville di questo tipo. Tra l'altro, se non ricordo male, è nato proprio un consorzio nell'ultimo anno, un'unione fra proprietari di ville perché propongono un'iniziativa molto bella. Sì, questa è un'altra cosa, sono due cose che viaggiano in parallelo. Allora, quello che dicevo io degli appartamenti dati in affitto per scopi turistici è una forma di turismo cosiddetto self-catering molto diffuso, specialmente in Nord Europa. Noi abbiamo il piacere di avere qui persone che vengono dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, dall'Australia, sono arrivati dall'Olanda, moltissimi dall'Olanda, e che spendono la loro settimana qua in zona. Quello che lei accennava prima è una cosa totalmente diversa, ma che ha visto l'alba proprio in questo ultimo anno, ovvero sia tra proprietari di ville ci siamo, tra virgolette, consorziati per offrire agli eventuali turisti che vengono in zona un pacchetto che contenga al loro interno non solo ville prese singolarmente, ma un vero e proprio, diciamo così, giro, un vero e proprio tour da offrire, con in mezzo anche delle cose che non siano
fondamentalmente ville o musei, ma il ristorantino carino, piuttosto che l'enoteca, piuttosto che abbiamo qua delle altre eccellenze italiane tipo Armani e Valentino, tanto per fare due nomi che sono a pochi minuti da qua con i loro spacci e che possono costituire un elemento complementare di tutto questo. E questo consorzio si chiama GTI Ville Grand Tour e che unisce proprio questo carattere, offrendo a questi potenziali clienti svariate possibilità di turismo in zona. E per avere informazioni su questa proposta? www.villegrandtour.it è il sito all'interno del quale si possono trovare tutte le informazioni del caso. Cari amici, quando sono arrivato oggi qui a visitare questa villa, mi era stato detto della bellezza della corte, dell'interno della villa, ma non immaginavo invece la bellezza incantevole di questo giardino, di questo luogo magico, il giardino all'italiana, il giardino romantico, questo viale veramente che sembra che porti all'infinito. In effetti è suggestivo, non sta a me dirlo ovviamente e non vorrei dirlo io, specialmente in autunno con i colori che vengono a formarsi offre uno spettacolo, diciamo così, gradevole. Lei ha detto bene, si affaccia verso l'infinito, infinito ovviamente non è, però è una delle pochissime zone di verde rimaste. Quello che ha alle nostre spalle è una fetta di verde rimasta tra la città il paese di Castelgomberto e la statale, e che parte del paese ha voluto conservare come zona agricola, più come polmone verde che altro. Non dimentichiamoci che l'economia locale nasce come economia agricola e di cui è rimasto ancora poco, oserei dire, rispetto a quello che c'era 50, 60 e più anni fa. Però questo polmone verde è rimasto e qui a Castelgomberto ne siamo molto contenti e molto fieri, perché, ripeto, è uno dei pochi francobolli verdi rimasti qua in zona. Veramente, tra l'altro, lo scenario è veramente molto bello, l'avevo sottolineato 25 volte. Siamo alle battute finali, vogliamo dare nuovamente delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori. Innanzitutto, come si arriva a questa villa, se c'è un sito internet per avere delle informazioni, cosa è possibile fruire in questa villa? Allora, lei ha detto bene, ci troviamo a Castelgomberto, quindi siamo ai limite del paese di Castelgomberto. La villa è visibile sul proprio sito, che è www.villadaschio.com, all'interno del quale ci sono tutte le informazioni del caso, telefoni, fax, email e quant'altro, per poter fare delle visite o per vedere eventuali altre potenzialità, come quello di usufruire di alcuni spazi della villa per fare dei meeting, dei convegni, delle feste e quant'altro. Invito tutti i nostri telespettatori a venire a visitare questa villa, ne vale veramente la pena, specialmente in questo periodo autunnale. L'ha già detto lei, io sono assolutamente d'accordo, i colori dell'autunno creano veramente delle suggestioni molto belle, e questo secondo me merita vedere questa villa un po' in tutto il periodo dell'anno, ma in questo momento veramente in modo particolare. Io ringrazio tutti quanti voi per averci seguito anche questa settimana, vi do l'appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.